La musica stasera all'Auditorium del Museo Revoltella di Trieste parte con ingresso libero la 15ª edizione delle Nuove Rotte del Jazz, la rassegna dedicata alle nuove sonorità organizzata dal Circolo Culturale Controtempo. Vediamo qual è il programma della manifestazione con la presidente del Circolo Paola Martini, intervistata da Rossana Vesnaver. Questa sera il festival vi proporrà il gruppo dei Vein, un gruppo svizzero molto ricercato nelle sonorità. Partono da tracce di musica classica, le elaborano in chiave jazz e con un metodo e con una creatività che li contraddistingue da tanti anni. È la prima volta che vengono qui a Trieste, quindi un'occasione da non perdere. Domani invece abbiamo l'orchestra Laboratorio 5.0 e una classe di jazz seguita dal maestro Maier qui al Conservatorio Tartini. È il terzo anno che portiamo questi progetti per le scuole, per i conservatori. Tratteranno il jazz italiano, elaboreranno e riarrangeranno dei pezzi di grandi maestri del jazz, da Paolo Fresu a Stefano Battaglia al maestro D'Andrea, con una loro reinterpretazione, un modo anche per cominciare a dare coraggio e a presentare questi nuovi musicisti che stanno crescendo. Appuntamento clou sabato, avremo Ralph Towner, storico formazione degli Oregon, questa volta ci raggiungerà da solo, un'esibizione in solo chitarra, ma ci regalerà veramente quella che è la sua anima, un concerto anche questo da non perdere. Il jazz in regione veramente è in fermento. E ci sono tantissimi festival, tantissimi musicisti che operano qui in regione, ma conosciutissimi in tutta Europa. Il jazz in Friuli Venezia Giulia è anche occasione di lavoro. Non dimentichiamo che abbiamo uno dei migliori studi di incisione dove vengono i musicisti più importanti a incidere a molti festival diversi uno dall'altro. Porto l'esempio del nostro festival che facciamo a Cormons, porta il jazz nelle cantine e permette al pubblico di conoscere la bellezza di un territorio.